Dopo il disastro ferroviario in Puglia, la paura di viaggiare anche in Sardegna è indubbiamente aumentata. Nonostante le rassicurazioni dell'ARS e della rete ferroviaria italiana sui sistemi di sicurezza che nelle ferrovie sarde avrebbero impedito anche sul binario unico uno scontro tra treni, anche la Fild CGIL con il segretario regionale Arnaldo Boedu riconosce che la sicurezza ferroviaria in Italia, compresa l'isola, è tra le più avanzate in Europa e che i problemi del traffico dei treni dalle nostre parti non riguarda il raddoppio dei binari ma altro. Variabili come la tortuosità delle linee, con curve strette e pendenze elevate, che non escludono la possibilità di errori umani nella conduzione dei treni, come la presenza di numerosi passaggi a livello incustoditi. I tracciati della rete ferroviaria della nostra isola risalgono alla fine dell'Ottocento e anche sulle linee principali, come nel tratto fra Oristano e Sassari, dove la pendenza e altri limiti impediscono un trasporto di merci e persone adeguato ai tempi. Il discorso sulla sicurezza porta il segretario Boedu a rivendicare le ingenti risorse dovute alla Sardegna per adeguamento della rete ferroviaria. Si tratta di 1 miliardo e 400 milioni che risolverebbero i più urgenti problemi di tortuosità ed altri fattori critici che allungano i tempi di percorrenza. Ma la particolarità delle ferrovie in Sardegna è la divisione delle competenze di gestione tra RFI e l'ex FDS, ora passata all'ARS, che gestisce le cosiddette ferrovie a scartamento ridotto. Qui, afferma il segretario CISL Trasporti, i problemi sono diversi, dall'attivazione di sistemi di sicurezza interrotti da tempo, come il sistema ACEI sulla tratta Sassari-Alghero, alle manutenzioni ordinarie, problemi che si potrebbero risolvere se, afferma Boedu, gli interventi manutentivi dell'ARS fossero affidati dopo un accordo fra Regione e Governo italiano alla rete ferroviaria italiana, unificando i sistemi di sicurezza e circolazione ed evitando di creare passeggeri di serie A e di serie B.